Buongiorno, ciao, sono Nicoletta Todesco e sono qui proprio perché mi ha chiesto Michela di farvi un video. Intanto vi ringrazio tantissimo per avermi dato la possibilità di essere con voi via Skype. Purtroppo il 20 non riuscivo ad esserci fisicamente perché mi inizia un corso il primo pomeriggio, un MBA a Lugano. Che dirvi, qualche cosa su di me: è dal 95, quindi sono ormai 18 anni e mezzo che mi occupo di formazione, di crescita personale, di sviluppo di risorse umane, perché per prima sono stata allieva di un corso. Ero il primo anno di università, letteralmente stanca di dedicare troppo tempo e ottenere risultati sì buoni, però pagando un prezzo troppo alto. Mi parlarono di un corso di apprendimento rapido e da lì fu amore a prima vista. Di cosa mi occupo soprattutto negli ultimi anni? Continuo con i corsi di memoria, di lettura veloce. Al di là di quello mi occupo tantissimo di corsi a livello aziendale, dalla comunicazione, che è l'argomento che io prediligo, alla leadership, all'ipnosi conversazionale, usare le parole giuste al momento giusto, ai corsi di gestione del gruppo e di team building, proprio perché per prima ho un gruppo di collaboratori sia a Lugano, in Ticino e sia in Veneto, e quindi come potrei trasmettere certi concetti se per prima ogni giorno non avessi da applicarli su campo? Per me la formazione è crescita, è passione, è veramente una cosa che amo fare da sempre e è un qualcosa che mi anima, perché penso che se ho gli strumenti giusti posso davvero ottenere dei risultati molto molto ampli. Cosa dirvi? Sarei veramente tanto felice di poter collaborare con voi, perché il progetto dell'imprenditoria femminile per me è qualcosa di importante. Per prima, da 18 anni sono imprenditrice, ho un'azienda in Italia e ho aperto adesso anche un'azienda qui a Lugano, e quindi sono convinta di una cosa per quanto riguarda la formazione. Sono convinta che l'unico modo per poter davvero trasmettere dei concetti, delle nozioni, delle informazioni sia quella di averle vissute per prima, perché come potrei trasmettervi qualcosa se non fossi io stessa ogni giorno su campo, se ogni giorno non mi misurassi con un team, se ogni giorno non mi misurassi con le sfide dell'imprenditoria femminile, le sfide dell'essere donna e dell'essere nel campo dell'impresa, gestendo veramente tante realtà. E ho collaborato già con Confartigianato dal 2009, con la Confartigianato di Asolo e Montebelluna, poi con la Confartigianato di Conegliano, ho tenuto per loro un corso di leadership e comunicazione a Villach in Austria, con la Confartigianato di Treviso, con Oderzo, con il presidente dei giovani imprenditori di Antonio Padoan. Quindi davvero sarebbe bellissimo per me potervi trasmettere la mia esperienza e poter darvi degli strumenti importanti e utili per ottenere dei risultati, perché ho un motto che mi anima da sempre, e il mio motto è: per ottenere dei risultati ci sono 3 step. Il primo è crederci, e se siamo qua penso che tutti ci crediamo. Il secondo step è avere gli strumenti, e il mio ruolo è proprio quello di fornire alle persone degli strumenti per ottenere risultati. Vi uso una metafora: se l'unico mezzo di trasporto che ho per arrivare da Lugano a Treviso è la bicicletta, posso credere finché voglio di poter arrivare a Treviso in 3 ore e mezza, non ci arriverò mai. Quindi ok, il crederci è fondamentale, è la base, però non è sufficiente, è importante avere gli strumenti, in questo caso l'auto. Così come se ho lo strumento giusto ma non ho la motivazione, non ci credo, non ottengo risultati, perché se avessi il jet privato ma di arrivare a Treviso non mi interessasse nulla, non partirei neppure. E poi c'è il terzo step, quello un po' più psicologico, che è sentire di meritarsi quello che posso ottenere. E quindi è un video, non voglio andare oltre, voglio solo dirvi che mi piacerebbe veramente tanto poter essere squadra con voi, da giovane, non più tanto magari, da imprenditrice, per poter trasmettere qualcosa di utile, vero e importante. Ci sentiamo comunque venerdì, e a presto. Da Lugano vi saluto e grazie per avermi dedicato del tempo prezioso. E se volete mi potete trovare poi sul sito, avete tutti i miei riferimenti in calce. Da Nicoletta è tutto, e buona giornata e davvero buon lavoro. Grazie.